Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu, a notto viunuda e poca boggi. Sa mandata in lingua sarda che voglia di contare i fatti su storias e punnasa che donano cavallo a si sulla nostra. Poi singolleus in Siddi, in su coro de San Marmilla, in noi esti accabata in moi edizioni noa de appetitosamente, su festival dedicau a sa cosa de papai buona e a sa cultura de sul logo, che de annus esti diventau di arriferu pochini tanta da scoperri sa Sardigna tra i sui saporis e i tradizioni de cosa sua. O canno puru in bias e in prazzas de saida si funti trovius momentus de convidus, podestai sa cosa papai, laboratorius e attovius con chef, produttoris e studiosus de sa cosa de papai. Una manifestata che discipiu uniri saporis e pensamentus, fuedendi de cosas che vaidi ad asa sostenni e comunidadi e de sa capiu fungudu intra sul logo e sa mesa. Quando si seus inventaus, in su 2006, questo festival appetitosamente, Festival regionale del buon cibo, li ho fatto per due motivi principalmente. Su primo è per de mantenere in pei questa identità che è l'aspetto principale del popolo e quindi in questo caso della ida. L'identità che è fatta di storia, che è fatta di tradizioni, e guai chi gusta manchi, ti vede che io da pollinai a sparire pure sul popolo. Quindi, prima di tutto, li ho fatto per moderare tutte queste cose che babbo nostro e nonno nostro santi tramandau e quindi vorrei poi in circolo un'economia che sia però basata sulle competenze delle cose che ci devo fare noi, non cose che viene di altro luogo, ma vorrei questo che santi imparau a fare gli anziani su cosa nostra. E noi siamo convinti che a suba di gusto c'è adesso senz'altro un'economia. Appetitosamente è un festival, anche se questiona di cose papai, si pappa da puro naturalmente, si pappa, si questiona, si onora su queste cose papai, però queste cose papai non è effetti per necessità di vita, ma è anche per il suo spirito e quindi si questiona da cose papai con questa cultura, con questi spettacoli, mesi spettacoli e naturalmente si questiona anche a mesa. La cooperativa Villa Silli è una questa società è un gruppo di persone che ha collaborato con questa amministrazione e all'inizio quando si pensava di fare appetitosamente. È una società che offre dei servizi turistici e tiene in gestione sul museo ornitologico e su Arco Savocaia che si accatta a noi a Sidi. In più facciamo itinerari, escursioni, collaboravo con tutti gli operatori che ci sono sul territorio, sia operatori culturali ma anche produttori e chiunque possa fare qualcosa che poteva inserire in un pacchetto e pensavo sia interessante per i visitatori. Appetitosamente nasce nel 2006, noi è la 18ª edizione. All'inizio fu una manifestazione un po' più piccola, però sicuramente non si può rischiare di fare di questo festival una sagra
appetitosamente anche chi c'è meda cosa va fare, non è una sagra. È un evento culturale, perché questa cosa va fare è vivo come elemento culturale e tutto su che è fatto si cerca di fare per approfondire gli aspetti culturali di questa cosa va fare. Festival appetitosamente nasce un sito perché siti da due tradizioni antiche con sa pasta. In siti negli anni 50 nasce la prima industria agroalimentare della Sardegna, la pasta a puddu. Prima di iniziare a lavoro si faceva e si vendeva pasta. Appetitosamente è un momento anche se la gente è invitata a vedere, agatta anche cose papà, che è una delle attrattive per umana che ci senta per ogni essere umano. E in questo stesso momento c'era nasce di incarrare da scoprire qualcosa di saida, tipo che ci fonti di un museo, a Sidi c'è un museo ornitologico specializzato in ornitologia sadra, che non è meda conosciuto, c'è un parco naturalistico e archeologico anche a due pure sono ragis a Corridoio Savogaia, c'è un museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna, Museo Casasteri, c'è un ristorante che è il ristorante da Farris Chiesti, e sul ristorante ha intro di un edificio storico del Saida in stile Liberty. Gestisco questo ristorante adesso 2020, io sono stato emigrato a Roma a 36 anni, ho fatto questa scelta di tornare anche se ho nasciuto, poi fare qualcosa, fosse un sogno mio, non fare qualcosa a ristorazione in questa zona in Marmilla, a se ho nasciuto e cresciuto, quindi si fu presentata questa opportunità sul ristorante Casa Puddu a Sidi e dopo non ero ubicato al volo questa opportunità. Sidi è importante, questa cosa va poi perché c'è ancora signoras, associazioni che fanno cose tradizionali come ti fa diventare i nostri antenati, usando il trigo, fetti coltivati noi in zona in Marmilla, come la pasta che oggi è su proposto nostro, in Stalluzza sarà sul ragù di Bue Rosso, fatto in domo, una pasta tradizionale proprio dei Sidi, è fatta esclusivamente con farina di trigo coltivato in noi in zona, in Marmilla. Sidi si è sempre prestata a queste manifestazioni, questa manifestazione è bella, che promuove la gastronomia, buon cibo, l'amministrazione si è sempre prodigata per fare queste manifestazioni. Poi c'è Villa Silli che organizza la meta di queste manifestazioni durante tutto l'anno, non solo non scelte appetitosamente, ma pure altre manifestazioni. Quindi Sidi è capaz secondo me saida di San Marmilla Bruso che propone questo tipo di manifestazioni. L'amministrazione comunale ha pensato che questa cosa va poi fosse di una delle cose più interessanti dei siti, in pari a tutto questo che fanno i monumenti che ci fanno i siti, è una che è ricca di cultura, ma è ricca di storia, di archeologia. Teniamo sopra dei siti anche a questa tomba di Sadome Sorco e la tomba dei giganti, che è meda importante perché rappresenta una delle tombe affilari tra i melosi che si può intelligere ancora bene con tutta questa struttura architettonica tipica dei tombe dei giganti.
tutto a giro adesso bravo desidi do funti 16 nuragisi. Uno dei cursus è su nuragi a corridoio Savogaia, che di questo si può già visitare, è datato 1750 a.C. Esti meda particolari perché rappresenta in questo nuragio dove rappresentato segni di passaggio tra la costruzione dei nuraggi a corridoio e i nuraggi che poi venivano dopo, che furono più elaborati e furono con storie, insomma, tipo il villaggio nuraggi, cosa che furono più di torre o monotorre. C'è di altri siti archeologici che sono messi sul territorio di Saida. E questa è fatta archeologia. Voi tenete una gresia romanica della seconda metà del 1200, la gresia San Michele, che porta da un fregio anche dove figure scolpite che sono molto interessanti, perché è una figura umana rappresentata con cambascio e fai di discuti e fai questionare i studiosi. Sidi è una pittia, è sempre stata pittia, però in noi, come tante altre vite, questa zona ha perso 1 metro abitanti e quindi tutto ciò che stiamo facendo i nostri amministratori è poi cercare di bloccare questo spopolamento che affligge insomma questa comunità, non solo di Cosa Nostra ma di tutta Marmilla, di tutta Sardegna e che è un fenomeno che riguarda tutto il mondo, perché c'è questo spostamento insomma anche davanti alle grandi città si può vivere. E quindi tutto ciò che stiamo ponendo in atto in questi anni è di valorizzare su chi teniamo. Al primo posto ovviamente noi poniamo sul patrimonio culturale e Sidi tocca la nostra abilità di dare in mezzo di ricchezza. Soprattutto teniamo una ricchezza in Subrao, noi donaremo Subrao, che è la cosa che dà di più su di esso, a Subrao dei Sidi. E questo bravo che è pittio, infatti gli studiosi nota che è subrao pittio rispetto a subrao umano che è cosa dei tuibi e dei gestori che da votato di fronte. E in subrao Cosa Nostra si poterà, nei secoli, poi non hai, nei millenni, una situazione bellissima che è stata incontaminata. Quindi intanto Narauso che è meda bello dal suo punto di vista naturalistico, dal suo punto di vista ambientale e poi meda dal suo punto di vista archeologico. Una ragazza a Riseo che abbiamo fatto questa presentata sul festival appetitosamente, ci viene studiosi e tra i altri su che studiano proprio questa materia, questa archeologia, che in Subrao Cosa Nostra si verifica una cosa meda interessante per gli studiosi, e cioè in Subrao vai da Corona 6 nuraggi e in mezzo del Subrao due questo gioiello, questa magnifica tomba di giganti Saddome Sorco. Se questionando del bronzo medio, se questionando quindi intorno al 1500 prima di Cristo. Questo monumento è meda importante, tant'è che negli ultimi anni l'opera di questa regione è stato inserito in questo che viene seriata la tentative list, e cioè un elenco di 31 monumenti in tutta la Sardegna, in questa procedura che è abbastanza lunga e complessa pure, può essere dichiarato patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. E c'è appunto Saddome Sorco, Cosa Nostra pure. Il responsabile di questa cooperativa che da anni fa di questa cosa bellissima che è appetitosamente,
con Luca e Carmen, tutti bene siamo agattati in laboratorio a Catraballo e da cui è partita questa cosa. Ci siamo portati a Bellevue, a Escolca, a vi cose già fatte. E in questo magazzino che tenia questi costumi. Luca con Carmen si è innamorato di questa cosa e manteniamo ho partecipato appetitosamente di Occam e ci siamo partiti e abbiamo fatto con gli anziani della Sabida io cercavo questo verroeccio, queste cose meglio scorrazze dei proprietari che se non ti donano tutti stati da buon ugoro se non ti donano meda. L'altra cosa che io vi vai che a Luca di Pregiamese, dopo che avevo questo costume che nasce in un laboratorio a Santo Sparao, subito dopo molto Pinuccio. E tutti si piantano a mangiare a Pinuccio in qualche modo. Si mette a dare poco meta di accanto, che sono sincero dopo un pure che io tento grandi scontri culturali, da idee artistiche, da cose. Però questo sempre meta legato. Quindi io contai un paghetto, hai su sparadeso a tutto, e ti ha fatto sostanzialmente Pinuccio. Pinuccio ha semmiato, e nasce questa cosa che si chiama semmiato su spettacolo, uno spettacolo itinerante, con dentro 100 persone di San Sperato, che usavano trampo, io imparavo trampolos, avas, cuadros, spiccioccato per tanta cuadros, e in più ho fatto questa cosa con 15 femmine, che non sapevo mai dentro nulla che fare con Sara. Con due costumista che rinante Emilio Orto da Serramanna e Deo che ho fatto progettare queste 15 femmine le ho fatto bi sciamanos da tutta la terra, messicanos, brasilianos, cineses, giapponeses, da tutto il mondo, antibio, insomma, ed ognuno di queste femmine sulla carta progettava proprio su chi io vi a fare. Ovviamente noi siamo stimolati a pensare che questi costumi sono di piantaponni, queste gianas, che dipende questo di semisi che voi portate cosa va fare, da Sudrigo a Savà, su Gigi, di sta gente. E infatti, che sono scastiati accanto a i preus da semisi. E quindi ognuno di essi ha donato una caratterizzazione. Conoscendita, se 15 persone che hanno fatto il canale, ognuno ci ha posto senza cosa sua, compresa idea cosa sua, ma con cose strabilianti. Un esempio, c'è un personaggio che porta 4 gambe, questo costume danno porta 4 gambe. In questo momento, essa tenia un problema in zancas e non tenia vini da operare. Quindi si è immaginata sul rinforzo di altre 2 gambe. Poi tanto operate, si è sanata, eccetera. Un altro personaggio che porta a spirarli, fiat incinta, fiat aspettando su villaggio. Quindi cioè, senza manco di uscire da tutto, le ho analizzato dopo, ognuno insomma ha di donare un'impronta sul costume cosa sua. Questo costume su voi sono bessio, sono tutto, ho fatto questa cosa da semmiare su trigo, la segnai su trio con 2 azioni fatte da musicista da tamburos, che in pizzo da esperti da tamburos, issa deponente su trigo, poi battendo che bacchetta si semmianta. E poi ci vedo una serie di villoni sui trampoli che ci canta da si papà su trigo. Insomma, tutto un gioco da come si era su trigo, fino a sentire segai questa spiega. E questo è il disegno. E ho fatto, ho fatto una sintesi, una cosa, non tutto su spettacolo come ti ho fatto in Santo Sparà, via una cosa, un pachetto proso. E noi abbiamo benito Zissas, Istambulos, ho provato a recitare a un'attrice, Antonella Puddu, 2 poesie da Francesco Masara. Per me Francesco Masara va uno dei poeti più importanti che ho conosciuto personalmente, che mi ha imparato cose bellissime, fondamentali, ho imparato a tutti, sadros. 2 poesie che questionano proprio da strumento che è, a traballa che via da prima, a messai a mano, a raccogliere la spiga, fino a arrivare a su trigo, a salvare, a su pane,
che è questa cosa più importante con il cristiano. Quando io iniziavo ci fu tanta per spago cose e se iniziavo a catauso poteva essere vita come una sagra, invece appetitosamente non è una sagra, è un evento culturale e quindi con impegno, grande impegno finanziario delle amministrazioni che ci sono state, appetitosamente si è arricchita di appuntamenti anche sigilli per sabati culturali di queste cose pappai e quindi è diventato un programma lungo che una specie di lanzò e infatti questa gente che vede a volte quando venti ma non fatevo non accudeo a fare tutto perché a volte c'è troppe cose da un luogo a altro però su festival è così. Purtroppo devo finire in 3 mesi e poi tutte le cose che si immagino e si interessano si tocca a cercare di fare in modo che ci sia che combaci in tu pochetto. Questo che fa in Tibroso, non è che attira in Tibroso questa gente, sicuramente fonti i concerti, su concerto al tramonto in Satumba, ma anche su concerto di Amangiao a Cando Brescia, perché poi è anche una colazione, ma questo su concerto di questa colazione è troppo suggestivo, perché si intende tutto il sfrago dei erbas aromatiche che devono imprare è uno dei gusti che a me mi piace di proso, quindi non ti posso non è che è su proso importante, ti posso non è questo che piace di proso a Mimmi, che funti tutto, non posso scioperare. Ti posso dire che fonti interessanti che scene che si fa in via del Saida, ma anche cosa che si fa in spunto ristoro. Fonti interessantissime sui laboratori, perché quando facevo sul laboratorio, che hanno fonti laboratori, a volte c'era necessario di fare delle degustazioni, a volte fonti fatti dimostrativi, però fonti momenti anche questionati di un argomento che de cose pappai e c'era necessario sempre coinvolgere persone che sono meda preparate. Ti faccio esempio, noi stiamo facendo sul laboratorio a Super Savico e c'è un'associazione di biodiversità gonnese che si questiona questa biodiversità e poi in plus c'è un produttore di Vigo che è del Savico di Chia che vede Chia e noi questioniamo dei prodotti che fai con Savico. Quindi poi c'è un altro anche questionato dei Seadas e c'è Giovanni Fancello che ha questionato e conta dopo che cosa è questa storia dei Seadas e in proso una produttrice che dà sfide. Però i laboratori sono già tutto strutturato in questo modo, no? Fonti interessanti gli incontri che facevo, perché comunque c'è sempre gente speciale che dà cose interessanti da noi. E sicuramente fonti interessanti si incontri del domingo, perché si fa in Sagresia di Santo Michele e c'è sempre un personaggio meda conosciuto. Occanno c'è Federico 40, però l'anno passato io tento a Lattucci, io tento a Henry De Luca, Francesco Abate, tutta gente che si è distinta in suo lavoro che fa. Ogni anno, quando vado appetitosamente, du dedicato a un tema. Occanno su tema è cibo e storia, e cioè l'importanza di questa cosa per pai che ha segnato questa storia. E ad esempio proprio io sono cercato a questionare persone che hanno questionato dell'importanza che ha tenuto appunto questa cosa per pai in archeologia, altri che invece
si danno in con mensa antropologia, lo stesso, come si è sviluppato questa cosa papai, mensa storia, e il può fiunnare il rapporto pure umano, no? Perché quando si siede a mesa si questiona, e quindi è un modo di familiarizzare, è un modo di socializzare, eccetera. Quindi io sono dedicato a gusto a questa storia. E poi ho questionato del subino, che è stato importante in questa storia, subino e canto due oiburu, e tutto questo ovviamente non è scelto a questioni culturali, come ti volevo rendi prima, antropologica, ma è pure una questione attorno ai gusti, a questa cosa papai, si può impostare pure un'economia. E infatti in noi c'è cosa papai, c'è gente che lavora, poi in esposizione le cose che produce e così via. Il primo aspetto è questo, quindi, di poderare le tradizioni, e poi però ponere al suo centro, soprattutto con il concerto che va su sabato a Mericedo, con questo sopra che me da Cicavagli è una meraviglia, questo bravo cosa nostro, e poi su domenica mangiamo dei ghizzi, proprio quando è opera scendi. È lo stesso una cosa mera bella che colpisce da tutto. E quindi questo Duvadeus non c'è tipo una questione di suggestioni, che comunque è bella, ma Duvadeus perché ovvio che la gente conoscerà quanto punti bello questo monumento, su quanto punti importanti a visitare, e io sono carrerato proprio sul primo di maggio, io sono carrerato sul servizio pure di accompagnamento per spiegare i tavuti questo monumento, Sadome Sorco, e quindi ecco, noi abbiamo in pé tutta questa iniziativa può fare in modo che si conoscano all'esterno, che la gente possa sapere a visitare il monumento, possa sapere a visitare Saida e incarrerare un pochettino di economia in questo caso. Già quando ho inventato questo festival nel 2006 e ho fatto in modo che sul festival non fu di scelti per ci passare un dì come si anda da tanti altri luoghi. No, noi abbiamo in qualche maniera che la gente benja da petto e questa determinata cosa. E quindi in italiano abbiamo un turismo colto, interessato, lento. Ecco, una persona non come una volta fa adesso nelle grandi città, che si occorrente, bideso, non bideso, eccetera. No, uno che ha in noi e si frima ad scastiare, ad approfondire, ad ammirare e paga e si inserisce in questi ambienti della comunità. Ecco, quindi adesso è non una selezione, ma su chi bene si di bene perché tu idea di ti fai, non è una cosa, vabbè, dai, andarsi a passare si può fare una birra, no, perché c'è una determinata cosa di B e c'è adesso su contenuto un pochetto bello da apprezzare e da intendi coinvolta. La cosa bella è che lavora tradotto per realizzare questo festival e quindi questo è un motivo in plus di avere questa comunità unita perché ci credi a Dubai. E noi siamo contenti di questo, nonostante lavoriamo meno, ma siamo troppo contenti di votare in avanti questo. Tutti gli appuntamenti si fanno nei spazi di Saida, non è che un incontro si fa in una sala conferenza. I laboratori, ad esempio, si fanno nei domu tipici, nei salollasi dei domu tipici, quindi a volte teniamo anche problemi a accogliere tutti e la gente però poi di scioperai. È importante anche per gli operatori, poi chi producono cose in agricoltura, ma anche per chi fa i trucci, per chi fa i sumai, per chi cucina, per chi accoglie, perché ci sono anche strutture anche è possibile per raccroccare. 3 disi che insomma si triplicano, si quadruplicano le presenze, devo dubbio delle prenotazioni, insomma, sul ristorante Farris, che è già una gita che si usa, insomma, proprio grazie a questa manifestazione, insomma. Quindi è importante per questo, fai conoscere Sidi pure con gli artisti che in questo concerto in saltopiano, insomma,
fai conoscere i siti pure a chi magari ancora non lo conosce bene. Ai turisti che magari non scinti, magari a volte saranno scinti manco siti nata, invece poi grazie a questa manifestazione si vede a conoscere tutto. Questo pure usa acabau, grazie a voi seguiu. Si dovrà usare sa città che beniti con un atto più nudo e boga bogi. Chi commenta sempre si volesi segnalare eventi su fatti su o conti su chi pensai si possa essere da caballo ad su scontai, scrivesi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Poi taseu sui noi plus che altro, poi intendi sa bogi da bosatro su.